2 nuovi parcheggi multipiano per risolvere l'annoso problema della sosta nel centro di Mestre e rilanciare così le attività economiche. L'idea è del Movimento 5 Stelle veneziano, che avrebbe già individuato le aree e predisposto un piano economico per realizzare le strutture a un costo irrisorio per l'amministrazione. Attualmente su Piazzale Cialdini esiste un operatore privato con la sua attività economica. È probabile che, immaginando un contratto per liberare quell'area e dare all'operatore un altro parcheggio molto appetibile sempre in centro a Mestre, è possibile quindi che il nodo di Piazzale Cialdini si sblocchi e che possano arrivare finalmente gli autobus extraurbani o urbani per scambiare, diciamo, con il tram. Questo, prosegue Scano, è soltanto uno dei nodi che vorremmo risolvere, che non sono stati risolti dalla vecchia amministrazione di centrosinistra. I soldi probabilmente non servono neppure, perché potrebbe essere il caso che qualche operatore privato faccia l'investimento con un contratto di project finance, non financing come l'abbiamo visto finora in Italia, ma un semplice contratto di uso della costruzione ed gestione del parcheggio per 20 anni, secondo un business plan, e questo, diciamo, a costo zero o quasi per l'amministrazione comunale.